Bene, eccoci insieme anche oggi. È tornato a trovarci, e devo dire che lo faccio con piacere, Ivan Palasgo, che in questo caso è vicepresidente di Confapi Industria Veneto, ma fino a pochi giorni fa era il presidente di Apindustria Venezia. Allora, le medaglie si possono sempre vedere con due facce. Confapi Industria Veneto è una nuova realtà che rappresenta oltre 6.000 imprese del Veneto, piccole e medie imprese, con 87.000 circa addetti, una media di quasi 15 dipendenti ciascuna. È una realtà che prende l'eredità di Confapi Veneto, che in precedenza era l'organizzazione delle realtà provinciali che facevano riferimento appunto a questa associazione. Dico, la faccia bella è lo slogan che abbiamo usato anche per questa trasmissione, uniti per essere più forti. L'altra faccia della medaglia potremmo definirla di necessità si fa virtù. Lo dico io per non creare poi imbarazzo, comunque l'associazione ha subito una scissione o una espulsione come di due province, vale a dire Verona e Vicenza, e le tre province che sono rimaste, Padova, Venezia e Treviso, si sono riorganizzate. Detto questo, però, dietro c'è qualcosa di più. C'è un progetto, fra l'altro, insomma, la riorganizzazione su base regionale è una prospettiva che sta interessando non solo Confapi, ma devo dire molte strutture ci stanno pensando per le difficoltà di gestire anche i bilanci, insomma, di strutture radicate sul territorio. Prima ancora che ci pensino gli organi competenti, le province si stanno superando da sole. In questo ancora di necessità si fa virtù. Detto questo, però, voi avete comunque una struttura consolidata, che è quella appunto di Confapi, ma la riorganizzazione, a parte alcuni aspetti che ho adesso citato, perché? Non c'è solamente un bisogno quotidiano, insomma, no, c'è un progetto. Intanto buongiorno a tutti. Sì, dal punto di vista strettamente dell'organigramma sono sceso di un gradino perché da presidente a vicepresidente. Vabbè, ma da Venezia alla regione. Però da Venezia alla regione, però in realtà queste sono solo etichette che ci appiccichiamo addosso, che ci vengono appiccicate, perché è necessario avere un minimo di organizzazione. Approfitto per ricordare che la presidente di Confapi Industria Veneto è Patrizia Barbieri, padovana. Che è un'imprenditrice padovana. In realtà poi alla fine si è un gruppo di persone che si lavora e serve che uno sia presidente, uno sia vicepresidente, ma quello che è importante è riuscire a rappresentare tutto quel tessuto connettivo di piccola e media industria per quanto ci riguarda del nord-est, perché anche sul Friuli si sta tentando un'operazione del genere. E mi pare che operazioni analoghe siano state realizzate anche in altre regioni d'Italia. Mi ricordo l'Emilia Romagna, perché è stata citata. Ne stanno discutendo, ne stanno discutendo. Io devo dire che la nostra è la prima. Cioè il nord-est mi si consenta, come dice qualche altra persona un po' più autorevole, è un laboratorio per tante cose. Mi si consenta di dire che il nord-est ancora una volta è stato precursore di certe scelte. Noi non in questo caso, ahimè, perché sta vivendo forse più pesantemente di altre aree la crisi. Sì, noi scherziamo e siamo anche spiritosi nell'eloquio, nell'esporre le tematiche. In realtà non c'è bisogno che lo dica, perché non voglio ripetere le cose che i nostri ascoltatori sanno benissimo. La situazione è assolutamente drammatica. Cioè basta prendere in mano il giornale Avvenire, che è il giornale della Conferenza Episcopale Italiana di oggi, e leggere il titolo: l'uomo è in pericolo proprio l'uomo. E questo è un problema che si pone la Conferenza Episcopale Italiana, quindi siamo arrivati proprio al fondo. E questo è un tema a voi caro e a Ivan Palasgo in particolare, che ne abbiamo parlato proprio qua. Sì, per me è un l'uomo prima degli interessi bancari. Sì, perché allora mi assumo la responsabilità politica di fronte alla mia organizzazione nel dire quanto segue. È mia forte convinzione che questa Europa e questa moneta unica sono destinati a crollare, a fallire. Ma per un motivo, non per motivi economici particolari, perché poi si alza in piedi il solito solone economista che pontifica, che ha le ricette per tutto, come gli architetti, quelli che hanno la puzza al naso, che sanno sempre tutto. No, io non so nulla.
Io sono una persona modesta, umile, tranquilla e anche per certi aspetti mi si consenta ignorante, perché ignoro le regole, tutte le regole del funzionamento dei mercati finanziari, però non ci vogliono, non serve un laureato o un rettore della Bocconi per capire che questa Europa, avendo come fondamenta sue unicamente gli interessi speculativi del sistema finanziario, perché ha solo quelli. Non c'è nessun collante fra le persone destinata a crollare. Quindi questo era un tema a Questa è noi un'opinione caro. che fino a qualche anno fa era veramente portata avanti da pochi, ma Venivamo derisi, venivamo derisi. Io quando adesso si sta diffondendo sempre di più questa opinione. Sì, anche Soprattutto da chi vive quotidianamente le contraddizioni del sistema. Ma io in questi ultimi giorni ho criticato la scelta del ministro per lo sviluppo economico, che è Saccomanni, dottor Saccomanni, uomo di Banca Italia. Per esempio, al posto suo avrei visto benissimo Don Ciotti. Non è una buttata, perché se economia è tutto ciò che ruota attorno all'uomo e che lo fa star bene, chi tra Saccomanni e Don Ciotti è più conoscitore dei malesseri dell'uomo? Allora uno non può fare economia intendendo tutto ciò che serve a far star bene l'uomo, che da non confondersi con la finanza, perché spesso sovrapponiamo, ma non sono sovrapponibili le due cose. Tra Saccomanni e Don Ciotti, chi tra loro due è più conoscitore della realtà umana? E ancora una volta torniamo al tema, a me caro, però non voglio insistere perché non voglio tediare i nostri ascoltatori, voglio dire sempre la stessa minestra. Sì, sarà anche sempre la stessa minestra finché le cose non cambiano. Tradotto, insomma, viaggiare in autobus per conoscere un po' l'umore dei problemi della gente. Bisogna che i nostri ministri salgano in autobus la mattina, che sentano quello che la sera prima si è lavato poco, oppure quello che la sera prima ha mangiato aglio, sentire la gente proprio, perché passando da un'auto blu con scorta allo scranno di Montecitorio, piuttosto che la sala della riunione del Consiglio dei Ministri e con stati di angolazione, si perde il polso. Si perde il contatto con la realtà. Allora poi abbiamo i ministri che si permettono di dire che i nostri giovani sono chiusi, no? E poi succedono queste cose. Stamattina ho trovato questo, voglio raccontare questo episodio perché è molto significativo. Sono andato in tintoria a ritirarmi dei cappi, no? Come tutti fanno. In coda con me in tintoria c'era una suora. Allora io, anche perché ho un carattere piuttosto estroverso, ho cominciato a parlare con questa suora, ma così in modo scherzoso, senza nessun argomento in particolare. Lei di punto in bianco è venuta fuori a dirmi: ma ti pare possibile quella là, adesso capiamo chi, quella là, che prima fa quei disastri e poi piange. Possiamo credere a quelle lacrime? Si riferiva alla Fornero. Anche io, poi mi sono divertito, ho detto, ma dico sorella, attenzione, dico che non arrivi, cioè, non si può parlare male, no, che è ora di finirla perché... Ma ha danneggiato lei, deve andare in pensione, sorella. No, a me no, però a tutti i miei cari e a tutti i miei amici. E quindi c'è una presa di coscienza nel territorio. La gente incomincia a non essere più stupida, incomincia a non essere più sedata da certi programmi insulsi che vengono propinate. Come capite, cioè, ho aperto un rubinetto ed esce un effluvio particolarmente caro a Ivan Palasgo, però almeno un paio di minuti a quello che succede in Confapi Industria Veneto con questa riforma, Assolutamente sì. Con questa ristrutturazione. Doveroso. Allora, Confapi Industria Veneto, appunto come ha detto lei, dottore, nella sua introduzione, è raggruppato alle 7 province. Scopo nostro è che offrire un prodotto migliore al nostro associato, che è l'imprenditore, che oggi soffre di inaccessibilità, non carenza, proprio inaccessibilità al credito,
Io stesso ieri sono stato a Verona, perché sono un imprenditore, faccio il presidente a titolo assolutamente gratuito, proprio come... Il vicepresidente ormai. Sì, chiedo scusa, faccio il vicepresidente veneto a titolo completamente gratuito, solo per passione politica, ma sono un imprenditore. Ieri sono stato da un mio cliente a Verona che deve fare un investimento che in tutto è 1,5 milioni di euro. Sono un anno di lavoro, eccetera, eccetera. E mi diceva che non riesce ad avere credito dalle banche, pur essendo questa una persona seria, affidabile, eccetera, eccetera. Allora, se noi ci mettiamo assieme col FAPI per quanto riguarda la formazione degli operai in uscita purtroppo dalle realtà produttive per essere formati e essere reimmessi nel ciclo produttivo, facciamo massa critica per interloquire col sistema bancario, facciamo massa critica per confrontarci con la politica, perché poi una cosa, e mi rivolgo a tutti i miei concittadini, che possono pensarla o meno di come la penso io politicamente, questo è indifferente, però io un appello a tutti i miei concittadini, attenzione a continuare a votare il partito A piuttosto che il partito B, a me non interessa il colore, parlo concettualmente, attenzione a votare i partiti, continuare a votarli per abitudine o perché si è fedeli a una certa bandiera, no, facciamo massa critica e incominciamo a pretendere quello che è nostro, perché dobbiamo smetterla di andare dal ministro di turno, inginocchiarci col cappello in mano a chiedere che per cortesia ci faccia, no, per cortesia nulla, ci appartiene ciò che noi come collettività andiamo a chiedere. E quindi l'organizzazione della Confapri Industria Veneto è anche fare massa critica significativa, non ho problemi a dirlo, anche dal punto di vista elettorale, che non è per spartire poltrone, le uniche poltrone a cui noi siamo abituati sono gli scranni delle scrivanie o dei torni, non ce ne frega nulla delle poltrone, però dico, tu politico Paperino Paolino che ti candidi a fare il sindaco di Paperopoli, vuoi il mio voto? Benissimo, mi devi assicurare e garantire quello che farai per la produttività. Sotto la produttività ci sono le imprese. Grazie a Ivan Palasgo, devo dire buon lavoro. Grazie. Non mancherà con questi obiettivi. Grazie a Ivan Palasgo, vicepresidente di Confapi Industria Veneta. Grazie a voi. Alla prossima, ricordo, Confapi Industria Veneto, ristrutturazione di una associazione storica per le piccole e medie imprese del Paese. A domani.